Jesolo riapre la stagione con un momento davvero importante, quasi storico, per accogliere i turisti e non in un evento che rilancia l'immagine dell'intera città, sia sotto il profilo urbanistico-architettonico che dell'intera offerta turistica. Jesolo, la City Beach del Veneto, ha inaugurato la Torre Aquileia. Progettata dall'architetto spagnolo Carlos Ferrater, è il primo segno di una città che si appresta a diventare la City Beach del terzo millennio. Ciò che fa unico un progetto è l'idea che ne sta alla base. Qual è l'idea alla base del progetto della Torre Aquileia? Alla base è un sogno, perché faccio 3 anni e mezzo, Danilo Gerotto, assessore alla regione, in questo momento, è venuto in Barcellona per plantearmi l'idea di fare un simbolo, però di costruire la città. Per noi in questo momento abbiamo fatto l'orto botanico in Barcellona e progetti molto interessanti entre la natura e l'artificio, è stato come la possibilità di costruire un pezzo di città in Jesolo, la piazza Mazzini, la via Leardi, penetrare il mare con un mollo, un lungomare, no? E al tempo fare un simbolo, una grande torre, centimetri di altezza in Veneto, tutto prossimo alla città di Venezia, che per me è la grande città nel mondo. Chicago e Venezia sono le 2 città che io ammiro e stimo più. Allora il progetto desde il paesaggio, la città e la geometria e la natura. Questa condizione di naturalezza, città, simbolo, è stata l'idea di fare una geometria flessibile e molto organica, che è la pianta dell'edificio con queste terrazze sul mare, però anche l'elemento che gliscono per la facciata, fare come un puntillismo, no? E dopo fare un doppio pinacolo, un pinacolo di 2 punti, che alla fine sono come dei veli in croce che navega la notte in la laguna illuminata, no? Elegante ed imponente, caratterizzata con i suoi 73 metri d'altezza, è il centro pulsante della città, in piazza Mazzini. Dai suoi 22 piani si ammira da diverse prospettive il panorama. L'interno luminoso delle abitazioni è caratterizzato da un design contemporaneo, a passo con i più prestigiosi ed eleganti criteri d'arredo. Caratteristiche di questa torre? Beh, qui dal punto di vista tecnologico e architettonico sicuramente è qualcosa di nuovo, perché appunto è realizzata con principi costruttivi assolutamente innovativi. Diciamo che ha realizzato un sogno lei di Jesolo? Ma ci siamo resi conto dopo anche noi che era un sogno, perché non siamo partiti con la convinzione che fosse così importante. Nel tempo, man mano che abbiamo costruito, ci siamo resi conto che abbiamo fatto qualcosa oltre le nostre capacità.